Stiamo rivendicando come pensionati ovviamente un ripristino diciamo così, del potere d'acquisto delle pensioni e vogliamo tornare intanto a com'era prima della controriforma Fornero, quindi diciamo un sistema di rivalutazione che ci consenta di stare al pari passo diciamo, con il costo della vita da un lato, ma non ci limitiamo a questo, ovviamente in prospettiva noi chiediamo proprio una riforma strutturale del sistema di rivalutazione, perché il paniere, come sappiamo, con cui viene misurata l'aumento della vita oggi non corrisponde alle spese che i pensionati e in genere i lavoratori e le famiglie hanno in termini di aumento. Quindi c'è una rivendicazione precisa su questo, rimettere in discussione il sistema di calcolo. A livello nazionale stiamo chiedendo un reddito dignitoso per tutti, che non è esattamente il reddito di cittadinanza, è un sistema che consenta a tutti però di avere un minimo di reddito di sopravvivenza garantito, a prescindere dall'età e quindi anche per i pensionati, che consenta comunque per chi non è pensionato un reinserimento anche lavorativo. Alla Regione la cosa che noi chiediamo, perché noi a livello regionale non abbiamo nessun intervento, gli interventi sulle persone povere si sono conquistati attraverso la contrattazione sociale nel territorio, direttamente con i sindaci. In diverse realtà ci sono dei fondi specifici su questo che aiutano, con cui si aiuta ad arrivare a fine mese le famiglie, aiutandoli a pagare per esempio le bollette oppure facendo lavori socialmente utili per la società e la comunità in cui vivono. Noi chiediamo che questo tipo di intervento venga governato dalla Regione con un sostegno mirato ad hoc, perché non riguarda diciamo, i singoli cittadini che vivono in una singola realtà territoriale, ma riguarda l'intera regione. E allora, così come sta succedendo da altre parti, noi chiederemo già a partire da mercoledì, che abbiamo l'incontro con la Lanzarin, che se la regione ha intenzione di farlo, come farlo. In ogni caso questa per noi è una rivendicazione importante.